Gentili signore e signori, appassionate e appassionati di hockey pista, buonasera da Fausto Pozzan. È sabato 20 febbraio 2021. Tra qualche istante avrà inizio l'incontro valido per la 20ª giornata del campionato di Serie 1 hockey pista edizione 2020-2021 tra i padroni di casa dell'Hockey Lanaro Breganze e gli ospiti del TR Chimica Montebello. Quindi si tratta di un derby. Le squadre ci arrivano da 2 sconfitte. Per i Breganze purtroppo si è trattato dell'ennesima. Montebello invece ha ceduto in casa la capolista Vasken Lodi. Breganze però è reduce da una trasferta, peraltro lunga e infrasettimanale, in quel di Montebello, dove veramente per poco non ci è scappato il risultato positivo. Breganze ha ceduto solo per 6-5. Diamo ora lettura delle formazioni che daranno vita a questo incontro e saranno dirette le squadre dagli arbitri Alfonso Rago di Giovinazzo e Enrico Uggeri di Lodi. Per gli ospiti della TR Chimica Montebello sono 9 i giocatori scelti dal tecnico Luca Chiarello, i portieri Edi Nicoletti con il numero 1 e Giovanni Bovo con il numero 10. Gli esterni Carlo Bertinato, che è il vice capitano con il numero 4, il capitano Juan Coral Farisa con il numero 6, poi abbiamo Antonio Melendrez Miguelez con il numero 7, Diego Nicoletti con il 2, Simone Peretto con il 27, Nuno Miguel Soares Paiva con il numero 5 e Massimo Tatarani con il numero 8, l'allenatore l'abbiamo già ricordato, Luca Chiarello. Per la formazione di casa i portieri sono Andrea Bigarella con il numero 26 e Marco Zanfi con il 23. Gli esterni sono Capitan Dal Santo con il 53, Mattia Ghirardello con il numero 6, Paul Amfrus Galliffa con il 7, Pietro Bataglin con il 2, Pietro Agostini con il numero 5, Andrea Della Valle con il 73, Silvio Costenaro con il 29, Filippo Compagno con il 17, allenatore della formazione di casa Enrico Gonzo. Siamo, dicevamo, alla 20ª giornata. Il prossimo turno si disputerà il 6 di marzo, in quanto a partire da sabato 27 andranno in onda, come si suol dire, i quarti di finale di Coppa Italia eliminazione diretta. La classifica attualmente prevede Amatori Vasken Lodi a guidare il gruppo con 46 punti, al secondo posto GDS Impianti Forte di Marmi con il 43, terzo posto occupato dal Trissino, la prima delle Vicentine con 39, al quarto posto il Credit Agricole Sarzana del neo allenatore della nazionale italiana Alessandro Bertolucci con 36 punti, al quinto posto il Sport Valdagno a 35, al sesto posto il Galileo Follonica a 32, al settimo il Broker Bassano con 31, all'ottavo il TR Chimica Montebello a 29, quindi saldamente in zona playoff. Al nono posto Telea Medica Sandrigo con 25, al decimo Lady Flox Grosseto con 24, undicesimo posto occupato dalla BDL Correggio con 21 punti, dodicesimo posto per Team Service Car Monza, al tredicesimo posto la Roller Scandiano con 5 e a chiudere la classifica l'Hockey Lanaro Breganze con un punto sin qui. Manca ancora la vittoria purtroppo in casa rossonera. Breganze comunque ha voltato pagina e sicuramente è stato autore di ottime prestazioni, l'ultima per esempio nel derby contro il Trissino, dove veramente è andata vicina ad andare a punti la squadra di Enrico Gonzo con un ottimo secondo tempo, e in quella di Grosseto Breganze è stato anche in vantaggio, poi ha dovuto cedere nel finale, ma lottando caparbiamente e soccombendo solamente per 6-5. Vedremo come andrà stasera in un programma che, per quanto riguarda le altre partite, prevede il confronto tra Amatori Vasken Lodi contro Galileo Follonica, ed è sicuramente un match importante e interessante. Voi Sport Valdagno a ospitare la seconda squadra in classifica, vale a dire il GDS Impiante Forte dei Marmi di Lanaro Breganze TR Chimica, abbiamo detto. Poi abbiamo lo scontro tra U-Broker Bassano contro Edil Fox Grosseto, che è la squadra con cui Breganze ha giocato mercoledì. Telea Medica Sandrigo esposto al gruppo sportivo Hockey Trissino, anche questo è un derby sicuramente importante. Poi abbiamo domani, domenica 21 febbraio, si disputerà il match tra BDL Correggio contro Credit Agricole Sarzana, praticamente la sfida in famiglia tra i fratelli Bertolucci. A chiudere il programma il posticipo televisivo tra Roller Hockey Scandiano e Team Service Car Monza. Le partite di quest'anno sono tutte
riprese dalla piattaforma digitale Hockey Pista TV. Per quanto riguarda le riprese di questa sera, associate appunto alla piattaforma digitale della Federazione Italiana Sport Rotellistici, il servizio è fornito dallo Studio 7 HD, l'operatore di serata, e Mario Ordeano. Tutto pronto ormai per dare vita a questo importante incontro valevole per la 20ª giornata, dove il Montebello naturalmente punterà a rimpinguare la classifica e Breganze a cercare di muoverla, magari anche inseguendo il risultato pieno, soprattutto per il morale. E comunque va sottolineata la circostanza che al termine della stagione regolare tutto sarà ancora in gioco, si potranno appunto, perché si dovranno disputare i play-out o salvezza. Questo è matematicamente sicuro per Breganze. Quando è iniziata la partita, tra un attimo vi daremo le formazioni delle squadre. E a mandovrare Montebello con Nicoletti, il servizio per Miguelez con il numero 7, quindi il quintetto è scelto da Luca Chiarello, con Edi Nicoletti tra i pali, Juan Farizza, Massimo Tatarranni, Diego Nicoletti e Miguelez. Attenzione qui, un tentativo di alza e schiaccia di Farizza, si chiudono le maglie della difesa di casa, Breganze replica con la formazione base, Montebello è partito a sprombattuto. Si diceva Breganze con Gallifa, Dal Santo, Ghirardello e Dalla Valle, tra i pali ancora Marco Zanfi, che da un paio di giornate a difendere la gabbia della formazione di Enrico Gonzo. Breganze ora in possesso, con Edi Nicoletti a disturbare Dalla Valle, se ne accorgono i direttori di gara e concedono la punizione per Breganze. Fallo tecnico del portiere ospite, peraltro ex, giocò a Breganze una decina d'anni fa. Un'accelerazione di Stefano Dal Santo, la conclusione fa buona guardia di Nicoletti, giocatore sicuramente esperto di Nicoletti, è del 76. Altra persona esperta è sicuramente Massimo Tatarranni, 24 reti sin qui in stagione, 43 anni. Farizza, conclusione veramente potente, si chiude, fa buona guardia col guantone Marco Zanfi, intanto Miguelez che serve Farizza, ancora a scambiare il 2, il numero 7 ospite. Montebello che sviluppa l'azione con molti aiuti per il portatore di palla, con blocchi alti a favorire la giocata e magari anche il tiro da lontano per la deviazione ravvicinata magari della punta, in questo caso Massimo Tatarranni. Attenzione, un bellissimo dai e vai, chiuso da Micheles, a botta sicura si è esibito in un'ottima parata Marco Zanfi. Dall'altra parte una buona opportunità anche per Breganze, il tiro di Ghirardello Dalla Valle a caccia del tappin vincente, per poco Breganze non trova il punto di vantaggio, ma Montebello aveva appena messo a segno una conclusione sicuramente importante, un dai e vai veramente di pregevole fattura. E allora il blocco alto di Miguelez per Farizza, che va a sfidare Marco Zanfi, si incunea pericolosamente in area, si chiudono le maglie della formazione di casa, ancora Miguelez in possesso, il passaggio per Tatarranni è impreciso, va a lottare per impossessarsi della sfera Capitan Dal Santo, è raddoppiato, Tatarranni recupera sfera per i suoi. Un altro tentativo di Diego Nicoletti di servire Miguelez, allora però siamo dall'altra parte con Dalla Valle in azione solitaria, fa buona guardia per i suoi Massimo Tatarranni, allora Montebello si produce, cercava l'accelerazione, si sono chiuse le maglie della formazione di casa. È importante per Breganze chiudersi a riccio al più presto, in quanto Montebello è sicuramente formazione esperta e scafata, in grado di essere pericolosa. Qui c'è un'ottima iniziativa di Breganze, un gioco a 3 con Ghirardello Dal Santo, Dalla Valle per poco non controlla, un passo da Edi Nicoletti, la conclusione qui di Gallifa interessante, ma chiude tutto con il casco il portiere ospite. Anche qui un tentativo di assist al volo per Dalla Valle. Breganze sicuramente si sta impegnando e sta dimostrando un buon impatto sul match, ma anche Montebello comunque, che ci pare abbia avuto più possesso palla sin qui,
Allora si rifugia all'indietro, Juan Fariza alla ricerca di spazi, l'accelerazione di Miguelez, il tentativo di servire Massimo Tatarani che ha un controllo un po' approssimativo, ma ancora Diego Nicoletti che è un altro ex di serata. Giocò qui un paio d'anni. La conclusione di Farizza, raso terra, chiudo con il gambale Marco Zanfia e quindi opportunità per Breganze, ma si sono chiuse le maglie della difesa ospite. E allora ancora Breganze a scambiare dietro porta con il duo Galliffa Dalla Valle, tenta di sorprendere Edi Nicoletti che fa buona guardia ed elude il tentativo di conclusione del numero 7 il primo anno a Breganze. Poi Galliffa, una conclusione di Diego Nicoletti rimpallata dai pattini di Stefano Dal Santo che richiama maggiore attenzione i suoi. C'è poi un recupero importante di Andrea Dalla Valle che si produce in accelerazione, il servizio per Paul Galliffa che va all'indietro da Mattia Ghirardello. Allora Mattia Ghirardello, la conclusione che colpisce la traversa, sfortunato il numero 6 di casa. Ottima l'iniziativa di Mattia Ghirardello, 5 reti 5 per lui in stagione. Va a sfidare Miguelez. Breganze ha avuto un ottimo inizio di match. Dopo un primo... qui c'è un ottimo assist di perché Dalla Valle non riesce a finalizzare con un tiro di prima. Gli rimpalza male la palla e quindi non riesce a concludere di prima intenzione. È stata un'ottima iniziativa questa, costruita sull'asse Dal Santo Dalla Valle per Breganze, ma siamo dall'altra parte con Juan Fariza. Massimo Tatarani, bellissima la conclusione, parità nel conto delle traverse, un assist sul secondo palo di Massimo Tatarani, di veramente ottima giocata per Diego Nicoletti, anzi il contrario, Nicoletti per Tatarani. E la traversa a negare la gioia del gol la formazione ospite. Qui c'è un problema per la visiera di Edi Nicoletti, chiede l'autorizzazione al direttore di gara di potersela sistemare, probabilmente è dopo una conclusione precedente degli avanti breganzesi, parata appunto con la visiera dal portiere ospite. Sono trascorsi ormai 6 minuti dall'inizio di un match sicuramente piacevole, con occasioni da una parte e dall'altra, 2 traverse compiute da entrambe le formazioni. Montebello forse preferisce un'azione più manovrata con blocchi per favorire il tiro dalla distanza o l'inserimento da dietro. Breganze ha cercato qualche accelerazione e ha cercato le punte, in fattispecie Andrea Dalla Valle che è andato vicino alla conclusione un paio di volte. Buone anche le prestazioni dei portieri sin qui, risultato che ci pare di poter dire è giusto. Si riprende con Paul Galliffa per Breganze. Dalla Valle ora sfidato da Fariza sull'angolo basso, cerca di servire Galliffa, invece recupera Miguelez, c'è un pericoloso contropiede per gli ospiti, ma fa buona guardia Mattia Ghirardello a rimpallare la conclusione di Diego Nicoletti. I due hanno giocato insieme nella stagione 2009-2010 e anche 2010-2011 ci sembra. Attenzione Dalla Valle a scambiare con Ghirardello, ancora Dalla Valle, Ghirardello dietro porta, cerca una soluzione il numero 6 di casa, si rifugia all'indietro da Capitan Dal Santo, la finta di tiro di Dal Santo cercava di favorire il taglio di Mattia Ghirardello, ma sono chiuse le maglie della difesa ospite e allora poi Galliffa va a sfidare un cliente difficile, vale a dire Massimo Tatarani, che si rifugia a sua volta all'indietro, va a cercare Miguelez. Nessun cambio sin qui, 7 minuti dall'inizio del match. Attenzione Fariza, sicuramente dotato di una grande conclusione, il numero 6 ospite, che vanta esperienze in quel di Valdagno e di Lodi. 17:48 al termine della prima frazione di gioco, la conclusione di Miguelez, raso terra, la controlla Marco Zanfi, poi siamo dall'altra parte con Ghirardello, Galliffa, scambiano di prima i due, azione che si sviluppa lungo la sponda, quindi per le vie laterali. Invece qui c'è un tiro centrale rimpallato, però Diego Nicoletti a riproporre i contropiedi per i suoi, poi Galliffa, attenzione, c'è una palla vagante sulla quale si stava
avvicinando Massimo. Bellissimo l'assist per Stefano Dal Santo da parte di Mattia Ghirardello, che Stefano Dal Santo ha controllato, ha tirato, ma ha fatto buona guardia ancora una volta il portiere ospite. Qui c'è un'altra parata di Zanfi, l'ennesima. Hanno dimostrato un'ottima condizione di forma entrambi i portieri. Sin qui, attenzione, qui Stefano Dal Santo ha pensato al tiro, poi ha rinunciato e qui perde una palla. Paul Gallifa favorisce il contropiede ospite, un qualcosa che Breganze non deve commettere. Non sarà sicuramente contento Enrico Gonzo di questa palla persa del suo numero 7, che peraltro è reduce da un'ottima prestazione in quel di Grosseto, è andato ripetutamente a segno, ma purtroppo Breganze ancora una volta ha trovato disco rosso. E qui c'è un ottimo recupero di Mattia Ghirardello, un potenziale 3 contro 2 di Breganze. Bello l'assist di Mattia Ghirardello per andare dalla valle, la conclusione di prima intenzione sopra la traversa, peccato, ma qui siamo dall'altra parte con Massimo Tattaranni che cerca di andare a sfidare uno contro uno Pietro Battaglin, che è entrato in pista e ha dato il cambio a Paul Gallifa. Quindi Breganze con Battaglin dalla valle, Ghirardello e capitano Dal Santo. Alle viste il primo time out l'ha chiamato il tecnico ospite Luca Chiarello. Siamo con Mattia Ghirardello, ora la conclusione controllata dal guantone di Edi Nicoletti e l'omonimo Diego, non sono parenti, ripropone un'azione offensiva per i suoi, ma quindi siamo con Juan Farizza che si incuna in area, cerca l'assist per la conclusione al volo di Massimo Tattaranni, che di gol così in carriera ne ha fatti parecchi. In questo caso la conclusione gli risulta imprecisa. Montebello sta spingendo, abbiamo Miguelez in uno contro uno, ottima l'azione di Miguelez che si conclude con un gran gol. È partito accelerando la trottola, il tiro di rovescio e mancino Miguelez, palla su 7, nulla da fare per Marco Zanfi e allora è Montebello a sbloccare il punteggio quando mancano 15 minuti e 21 al termine della prima frazione di gioco, in vantaggio la formazione ospite. Bellissima iniziativa di Miguelez personale, un'ottima giocata e implacabile il numero 7 ospite che porta in vantaggio i suoi. Time out. Match sicuramente piacevole con Breganze che ha avuto le sue occasioni. Montebello ha sfruttato appieno l'iniziativa del suo numero 7, che è l'11ª rete stagionale, e ha portato in vantaggio la formazione ospite. Breganze ha inserito anche Pietro Agostini, che ha dato il cambio ad Andrea Dalla Valle. Quindi dopo 10 minuti Breganze deve inseguire nel punteggio la TR Chimica Montebello, che opera a sua volta un cambio, inserisce il numero 5 Soares Paiva, primo anno a Montebello anche per lui, ha avuto un ottimo impatto. 1-0 per gli ospiti, quindi 23 le reti realizzate da Paiva, quindi sicuramente un ottimo impatto del portoghese. L'autore del gol, il servizio per Paiva, attenzione qui Montebello chiude bene per Breganze, Pietro Battaglin. Era una situazione obiettivamente difficile, un 2 contro 1, una ripartenza veloce, 3 passaggi e Paiva stava mandando in porta il compagno e ha chiuso tutto il numero 2 di casa, Pietro Battaglin. Breganze che cerca di alzare il pressing, è sotto nel punteggio per un gol, mancano 14 minuti, c'è naturalmente tutto il tempo per rimediare, ma sicuramente Montebello non ci starà e si è prodotto fin qui un'ottima prestazione. Un paio di squadra, fischiato alla formazione ospite, è il secondo. Breganze non ha ancora commesso penalità in questo senso. Sulla palla Capitan Dal Santo, vicino a lui Mattia Ghirardello. Si riparte. Capitano rossonero numero 53. 11 le reti segnate da Stefano Dal Santo sin qui in stagione. Agostini dietro la porta.
Ancora Agostini cerca di trovare uno spazio, si rifugia all'indietro da Capitan Dal Santo, la finta di tiro di Dal Santo, elude con una buona iniziativa Miguelez, va all'indietro ora da Pietro Agostini, lo scambio, Braganza che cerca di accelerare, e però c'è una palla persa da Stefano Dal Santo ed è pericoloso perché c'è subito la ripartenza Miguelez rimpallata dalla difesa di casa. Questa sera la formazione del Braganza si esibisce in maglia bianca con strisce rosse lungo i fianchi. Attenzione, c'è un'ottima iniziativa qui di Farizza che cerca sul secondo palo Diego Nicoletti, la conclusione non è stata particolarmente efficace e qui però viene fischiato fallo di squadra contro Braganza, il primo l'ha subito Diego Nicoletti, classe 83. C'è quindi una punizione nei pressi dell'angolo alto alla destra del fronte d'attacco della formazione ospite. Miguelez, autore del gol, e Diego Nicoletti, la conclusione di Nicoletti, la parata di Marco Zanfi. Conosciamo le proverbiali capacità di tiro di Diego Nicoletti. Attenzione qui, un tentativo di assist al centro del fronte d'attacco di Braganza, ma Pietro Agostini non controlla il passaggio di Stefano Dal Santo e allora siamo dall'altra parte con Diego Nicoletti per l'autore del gol, Michelez, dotato sicuramente di buoni fondamentali. E qui, a proposito di fondamentali, Farizza si esibisce forse in quella che è la sua specialità, la discesa lungo la fascia destra o sponda che dir si voglia. Di solito conclude quell'iniziativa con un tiro al fumo di cotone, in questo caso no, è stato ben contato dalla formazione di casa, però c'è Nuno Paiva dall'altra parte. Ancora Miguelez, la conclusione di Miguelez fuori dallo specchio della porta difesa da Marco Zanfi, e allora Braganza è un'altra opportunità, ma si è già chiusa la squadra di Luca Chiarello a protezione della propria gabbia, difesa da Edi Nicoletti, un veterano che ha vantato una lunga esperienza in Spagna in quel di Tenerife, condita di una importante vittoria nella Coppa Cersi in finale con Valdagno, ma parliamo di quasi una quindicina d'anni fa. C'è intanto Pietro Agostini in possesso, va a subire fallo di squadra, il terzo commesso da Montebello, e allora sarà possesso per Braganza. Intanto Enrico Gonzo fa rifiatare Capitan Dal Santo, inserisce Filippo Compagno che ha iniziato a giocare con Braganza a gennaio. Lo scambio lungo sponda tra Ghirardello e Pietro Battaglin, la ripartenza di Montebello con uno Paiva, la conclusione di Paiva trova il pattino di Filippo Compagno che accusa il colpo. Ancora gli ospiti a manovrare. Paiva, ancora Paiva, ha pensato al tiro, invece è andato all'indietro da Farizza. Ancora un'iniziativa di Farizza, tentativo di assist per Michelez, rimpallato dai gambali di Marco Zanfi, ma perde palla Agostini. Il doppio scambio tra Nicoletti e Farizza. Montebello gioca bene, è stato impreciso nella circostanza. Cade intanto Nicoletti nei pressi dell'area. Ancora Michelez, il servizio per Paiva che cerca di disimpegnarsi, se in possesso della sfera Ghirardello, l'iniziativa di Pietro Battaglin rimpallata dalla difesa ospite. Ancora un'occasione per Michelez, la conclusione è la parata di Marco Zanfi. È pericoloso lasciare il numero 7 ospite ed è sicuramente preciso nelle conclusioni, come ha confermato con la prima rete. C'è un recupero di Filippo Compagno, il tentativo di servizio per Mattia Ghirardello. Diego Nicoletti interviene, la palla esce dalla pista, sarà possesso per Braganza. 10 minuti e 29 al termine della prima frazione di gioco. Montebello avanti 1-0 nel punteggio. Intanto Braganza ha inserito il suo numero 7 Paul Gallifa. È uscito Pietro Agostini. Allora Gallifa, Filippo Compagno, Ghirardello, il blocco di Compagno a favorire l'iniziativa del numero 6 di casa.
Ancora Mattia Ghirardello, la conclusione è deviata. Braganza non riesce più a trovare il modo di avvicinarsi pericolosamente alla gabbia di Eddie Nicoletti come ha fatto nei primi istanti di match. Il match in questo momento è nelle mani di Montebello, ci pare di poter dire. Qui c'è una palla vagante sulla quale si avventa Mattia Ghirardello, si rifugia con un ottimo passaggio per poi Galiffa, la conclusione si immola, così come si dice, Diego Nicoletti, e qui c'è un colpo di Diego Nicoletti che ferma poi Galiffa. Tentano di spiegarsi i due. Intanto c'è un time out, ci pare sia il secondo richiesto dalla formazione ospite, chiamato da Luca Chiarello. Luca Chiarello, trisinese doc, ha vantato esperienze comunque anche in Spagna ed è sicuramente un allenatore esperto. Tanti anni a Trissino, ma ripetute esperienze in quel di Montebello, e quest'anno si sta prendendo più di qualche soddisfazione e sta guidando una formazione esperta, capace, che sta producendo sicuramente un hockey di qualità. È in vantaggio, ma in vantaggio di un solo gol. Braganza sicuramente adesso proverà a ricercare ancora una volta la via della rete, come ha fatto soprattutto nei primi minuti del match. È inserito ancora il capitano, la formazione di Enrico Gonzo, e allora il quartetto di movimento è composto da Pietro Battaglin, in questo momento in possesso, poi Galiffa, Filippo Compagno e Stefano Dal Santo. È uscito quindi Mattia Ghirardello. La conclusione di Galiffa rimpallata. Sarà ancora possesso di Braganza, che ha 5 secondi per andare al tiro prima dell'esaurirsi del bonus. La conclusione è in possesso Filippo Compagno. È terminato il tempo per andare al tiro e quindi vediamo, c'è un conciliabolo tra gli arbitri e il signor Alberto Fabris, che è l'arbitro al tavolo. I giocatori di Montebello vorrebbero il possesso perché effettivamente la conclusione non è stata toccata dal portiere. Non è di diverso avviso il signor Ruggeri, che sembra voler concedere ancora il possesso alla formazione di casa. E allora Battaglin, Galiffa e Dal Santo nei pressi della sfera. 9 minuti e 09 intanto al termine del primo tempo. Vediamo, stanno riaggiornando il conteggio dei secondi per andare al tiro in favore di Braganza. 5 per la precisione, da quando il signor Ruggeri fischierà ordinando la ripresa del gioco. E allora Galiffa in possesso. La conclusione è parata da Nicoletti. Braganza avrebbe altri 45 secondi. C'è un piccolo problema, il possesso adesso ce l'ha Montebello. E allora siamo dall'altra parte con Diego Nicoletti, Paiva, Tataranni che è ritornato in pista. Il blocco di Tataranni irregolare, quello di Paiva. E allora sarà possesso per Braganza. 8:47, Filippo Compagno. La conclusione di Compagno sfiora il palo alla destra di Eddie Nicoletti, che peraltro ci sembrava piazzato. E allora Stefano Dal Santo, dietro porta, si gira Dal Santo, cerca sul secondo palo Filippo Compagno, guarda l'arbitro Rago, magari lamentando una trattenuta. Montebello fa girare palla vorticosamente, sta alzando i ritmi la formazione di Luca Chiarello, l'accelerazione di Diego Nicoletti, l'assist al centro per Tataranni. Meno male che la difesa di Braganza ha sventato la minaccia. Tataranni sotto porta è sempre un cliente difficile, ricordiamo 24 le reti da lui realizzate in stagione. Miguelez, il tentativo di assist per Diego Nicoletti. Braganza deve sicuramente stare molto attento a non permettere a Montebello di avvicinarsi pericolosamente alla porta difesa da Marco Zanfi. Qui c'è una buona iniziativa
con la conclusione però imprecisa di Capitan Dal Santo, e siamo con Massimo Tataranni che tenta di sorprendere sul suo palo Marco Zanfi, che gli dice di no. Le squadre adesso si stanno allungando e allora Stefano Dal Santo pensa che è il caso di proporre un'azione ragionata, va a rifugiarsi da Filippo Compagno che con le sue lunghe leve protegge palla dal tentativo di contrastarlo di Paiva. Poi Gallifa, il tentativo di assist di Gallifa, prova una deviazione nella circostanza improbabile. Filippo Compagno gli esce una palla nettamente alta sopra la gabbia di Edi Nicoletti, e allora sarà possesso per la formazione ospite, che a 7 minuti circa dal termine della prima frazione di gioco è in vantaggio per 1-0. La rete l'ha segnata il numero 7 Miguelez, autore sicuramente di un'ottima prova sin qui, come i suoi compagni del resto, ma Breganze sta comunque ribattendo colpo su colpo, denotando se non altro un'ottima condizione fisica e comunque qualche buona iniziativa in attacco. Ancora Montebello in possesso con il suo numero 2, l'esperto Diego Nicoletti, lo scorso anno a Sandrigo. Il tentativo di recupero di Stefano Dal Santo, ma è più caparbia nella circostanza l'azione di Miguelez. Ancora Miguelez in possesso, Tataranni, Paiva rallenta qui le cadenze, la formazione ospite, cerca spazi da lontano Miguelez, mancano pochi secondi per andare al tiro per Montebello, vedremo se faranno l'ultima conclusione, e così è, e c'è la palla deviata che stava, e Breganze non deve commettere questi errori. C'è la finta di tiro di Filippo Compagno, ma si è chiusa a riccio la formazione ospite, non ha trovato spazi Filippo Compagno, che va a dare il cambio ora ad Andrea Dalla Valle. Ancora Battaglin per Breganze, il tentativo di assist, Boella la giocata a 2 per un non nulla. Pietro Battaglin non ha trovato il pertugio per battere a rete. Iniziativa interessante questa di Breganze. Attenzione qui la conclusione, la doppia parata e ancora la traversa a negare a Paiva la gioia del gol. Prima c'era stata la parata di Marco Zanfi sulla conclusione ravvicinata di Massimo Tataranni vicino al gol del 2-0 Montebello. Intanto Breganze inserisce il più esperto Mattia Ghirardello, che dà il cambio a Pietro Battaglin. Sì, qui Breganze non ha inserito Silvio Costenaro, e se no tutti i giocatori di movimento di Enrico Gonzo sono già entrati in pista, per la precisione 7. Uno invece il cambio fin qui operato da Luca Chiarello, quindi che ha girato 5 giocatori di movimento sin qui. L'autore del gol, Michelez, Paiva. Ottimi fondamentali questi di Paiva, recupera sfera per i suoi Andrea Dalla Valle, ma è un attimo, riviene su di lui il numero 5 ospite, cioè Nuno Paiva. Ancora una palla sporcata da Andrea Dalla Valle, se non altro dimostra attenzione. A proposito di attenzione, qui c'è Massimo Tataranni che sul tiro da lontano di Diego Nicoletti, parato da Marco Zanfi, è stato più lesto. Qui c'è un'ottima iniziativa di ancora doppia parata di Edi Nicoletti. Breganze è vicino al punto del pareggio, ma siamo già dall'altra parte con Edi Nicoletti che può caricare il tiro. Il tentativo di dai e vai, vediamo cosa fa il signor Ruggeri. Il signor Ruggeri vuole dare rigore, vediamo, c'è un conciliabolo con Alfonso Rago che gli dice di no, e allora sarà possesso per Breganze. È sottolineato da un applauso, Breganze con Ruggeri ha avuto qualcosa da ridire in una precedente esperienza, nella trasferta di Sandrigo, e allora forse l'applauso era anche riferito a quell'episodio. Comunque siamo a 4-17, il signor Rago ha annullato la decisione del signor Ruggeri, che in primo momento aveva assegnato il rigore agli ospiti, lamentando un controllo con il pattino della difesa di Breganze. Attenzione qui, Mattia Ghirardello, ancora Nicoletti a cercare Tatarani sul secondo palo, è sicuramente uno schema che i due conoscono a memoria, hanno giocato insieme anche a Valdagno, vincendo uno scudetto, e allora probabilmente memori di quell'intesa
hanno cercato di replicarla anche questa sera. Ancora Diego Nicoletti, la palla filtrante, ci arriva per primo poi Gallifa dalla Valle. Hanno costruito un'ottima iniziativa, poi c'è stata la doppia conclusione di Gallifa, doppia parata di Edi Nicoletti. Braganza lì è stato vicino al punto del pareggio, ma poi Montebello ha accelerato ancora una volta. Ci pare di poter dire che i punti, come direbbe Rino Tomasi sul personalissimo taccuino, merita forse il vantaggio, ma Braganza non demorde, autore di una buona prova, la formazione di Enrico Gonzo, che comunque è stata autrice di ottime prestazioni nelle ultime giornate. Peccato non sia ancora riuscita a trovare la soddisfazione della vittoria. Sin qui solo un punto, quello conquistato dai rossoneri, che però hanno la possibilità teorica di giocarsi, e anche pratica, di giocarsi la salvezza ai play-out. Massimo Tatarani intanto per Montebello a 2 minuti e 40. Attenzione qui, doppia parata di Marco Zanfi. Viene intanto tutto fermo. È stata un'irregolarità ravvisata dal signor Alfonso Rago, quindi sarà possesso per Braganza. La palla era finita in rete, ma il signor Rago aveva già fischiato. E allora siamo a 2 minuti e 38 dal termine della prima frazione di gioco, ancora 1-0 il punteggio in favore della TR Chimica Montebello. Conciliabolo con la panchina, un po' di nervosismo, forse riferito anche alla precedente circostanza nella quale il signor Ruggeri aveva ravvisato un fallo di pattini in area, aveva concesso il rigore, ma il signor Rago si è consultato con il collega e non ha ravvisato gli estremi per concedere la massima punizione agli ospiti. In questo caso ha fischiato prima che la palla entrasse in rete, quindi ci fosse la conclusione. Quindi non si può nemmeno parlare di gol annullato, ma perché eravamo a gioco fermo. In ogni caso si riparte 1-0 per Montebello, 2 minuti e 38 al termine. Il warning del signor Alfonso Rago inflitto a Massimo Tatarani, una spiegazione con la panchina. Si riparte, possesso per Montebello, anzi per Braganza, scusate, un po' di confusione. Si riparte, l'accelerazione di Stefano Dal Santo, poi Gallifa, ancora Dal Santo per i suoi, Ghirardello, ancora Ghirardello, l'accelerazione dietro la porta, la conclusione imprecisa. E allora riparte per i suoi Michelez, va a cercare Paiva, l'accelerazione di Paiva, il tentativo di assist al centro per Massimo Tatarani, che è andato a contrasto con Mattia Ghirardello e ha guardato gli arbitri, magari lamentando una trattenuta di troppo. La conclusione qui di Diego Nicoletti, imprecisa. Primo sulla sfera e Mattia Ghirardello fa ripartire Braganza. 1,50 al termine. Gallifa, quintetto titolare per Braganza, e nella circostanza lo scambio di retroporta, il tentativo di tunnel di Stefano Dal Santo, fischiato fallo di squadra contro Diego Nicoletti, e allora Braganza avrà ancora il possesso, 25 secondi di tempo per andare al tiro. 1,38 al termine. 6 falli di squadra commessi da Montebello, 1 quello commesso da Braganza. A 10 ricordiamo c'è il bonus, quindi c'è la tiro diretto. Dal Santo e Gallifa in possesso. Dal Santo, il blocco di Gallifa per Dal Santo, dalla valle, conclusione sopra la porta difesa da Edi Nicoletti. Paiva per Tatarani, ancora Nicoletti servito da Tatarani, cambio di gioco, si trovano a memoria i giocatori di Luca Chiarello. Iniziativa di Paiva che va a guadagnare un fallo di squadra, una punizione dal limite dell'area. Vedremo se i giocatori di Luca Chiarello tenteranno la conclusione diretta oppure cercheranno uno schema. Intanto c'è Massimo Tatarani davanti a Zanfi. Paiva sulla sfera, dietro di lui Michelez.
quasi a metà campo Diego Nicoletti che invita gli arbitri a verificare la distanza. Sono tutte manovre psicologiche tese a disturbare, ma nulla di fatto, non trova una valida soluzione nella circostanza Miguelez, e allora sarà Massimo Tatarani quando ormai siamo all'ultimo giro di lancette del primo tempo con Uno Paiva. Miguelez, l'accelerazione di Miguelez, la conclusione alta sopra la porta, c'è una deviazione peraltro. Attenzione, possesso per Montebello, ancora Miguelez, attenzione, la conclusione di Miguelez. Fa buona guardia Mattia Ghirardello, la ripartenza per Andrea Della Valle, la conclusione imprecisa purtroppo, o controllata forse da Diego Nicoletti. Attenzione qui, la Braganze si è cullata nell'illusione del gol, anche noi per la verità. 40 secondi al termine. Nicoletti. Fallo di squadra, è il terzo. Braganze ne ha commesso uno fino a un paio di minuti fa. Montebello, vediamo se la formazione di Luca Chiarello sceglierà il possesso fino al termine o se vorrà invece andare all'ultimo tiro. Paiva, Miguelez, ancora Miguelez, Paiva all'indietro, Diego Nicoletti, Paiva, 15 secondi al termine della prima frazione di gioco. Ecco l'assist per Massimo Tatarani, palla in movimento, fallo di squadra fischiato a Montebello, il settimo. Braganze che avrà 11 secondi prima del termine della prima frazione di gioco per provare magari a tentare una conclusione. Ghirardello e Dal Santo sulla sfera, poi Galiffa davanti alla porta di Diego Nicoletti, 8 secondi. Galiffa, Dai vai con Ghirardello, cattivo il controllo del numero 6, bravo nella circostanza il difensore braganzese. Termina qui il primo tempo, che si conclude con la TR Chimica Montebello in vantaggio per 1-0 in virtù della rete segnata a circa 10 minuti dall'inizio del match sul numero 7 Miguelez. A più tardi per il secondo tempo di Hockey Lanaro Braganze TR Chimica Montebello da Fausto Pozzan, qui dal Pala Ferrarin di Braganze.
Bentornati all'ascolto, gentili signore e signori. Qui dalla Palla Ferrini Braganza, tra qualche istante il secondo tempo di questo match valevole per la 20ª giornata del campionato di hockey pista Serie 1 stagione 2020-2021. Braganza e Montebello. Al termine della prima frazione di gioco il Montebello ha chiuso in vantaggio in virtù della rete realizzata dal suo numero 7 Miguelez dopo circa 10 minuti dall'inizio della partita. Qualche istante appunto la ripresa del gioco, situazione falli di squadra, 7 commessi dagli ospiti in vantaggio per 1-0, 3 dal Braganza. Manca un giocatore per la formazione di casa, dovrebbe essere il Capitan Dal Santo. È per questo motivo che il match non è ancora ripreso. Intanto che attendiamo, vediamo i parziali. Guadagno è sul 2-2, ha chiuso sul 2-2 con il Forte di Marmi. Intanto è rientrato Stefano Dal Santo. Il Grosseto sta vincendo a Bassano per 2-1, 1-1 il pari nel derby tra Trandrigo e Trissino. Lodi avanti 3-2 con Follonica. Braganza che ripropone la formazione con cui è iniziato il match, qui, cioè Marco Zanfi in porta, Stefano Dal Santo, Mattia Ghirardello, poi Galliffa e Andrea Dalla Valle. La conclusione di Stefano Dal Santo imprecisa. Montebello invece con Paiva, Diego Nicoletti, Farizza e Massimo Tatarani in porta e di Nicoletti. Il match è diretto dalla coppia arbitrale composta da Alfonso Rago e Enrico Uggeri. Doppio blocco, attenzione qui, bella l'iniziativa di Montebello, il tentativo di servire Diego Nicoletti. A buona guardia la difesa di Braganza, una possibile ripartenza ora di Montebello con Farizza, la conclusione di Farizza fuori dallo specchio della porta difesa, ancora Paiva però, bravo nella circostanza, poi Galliffa a eludere l'iniziativa del numero 5 ospite, che si rammarica, era una buona opportunità per lui. E allora siamo con poi Galliffa a scambiare con Mattia Ghirardello. Stefano Dal Santo. Dal Santo. Paiva. Attenzione. Viene fischiato fallo di squadra a Montebello, è l'8º. Il signor Ruggeri inflessibile combina anche un warning a Farizza al numero 6 ospite. Braganze quindi usufruisce dell'8º fallo di squadra commesso da Montebello, una punizione sul fronte d'attacco alla destra del fronte appunto offensivo di Braganze. Farizza richiamato ufficialmente dal signor Ruggeri. Dalla Valle e Galliffa in possesso. Un po' di nervosismo in pista, effettivamente ci è passa fiscale, forse la decisione del signor Ruggeri. Comunque fatto sta che Braganza è in possesso. Stefano Dal Santo, Galliffa, l'accelerazione di Galliffa, la finta di tiro dalla Valle, Dal Santo, Braganza gira palla ma Montebello in questa circostanza sta concentrando agevolmente. Il blocco irregolare commesso dall'attacco braganzese. Allora siamo dall'altra parte con Massimo Tatarani che si rifugia all'indietro da Juan Farizza. Diego Nicoletti riprende a girare la formazione ospite. Farizza per Nicoletti all'indietro, l'accelerazione di Farizza va a contrastarlo Andrea Dalla Valle e fa bene perché Farizza sappiamo è dotato di un ottimo tiro. Tatarani, il palleggio, si rifugia da Nuno Paiva all'indietro per Farizza, ancora Diego Nicoletti. Elaborata la manovra di Montebello, sta esaurendo il bonus per andare al tiro, recupera palla la formazione di casa con Mattia Ghirardello, ma si è già chiusa all'indietro a protezione della propria gabbia la formazione ospite. E allora Braganze
deve ricominciare. Non si capiscono i giocatori di Enrico Gonzo e quindi regalano il possesso a Paiva per Montebello. Lo contrasta poi Gallifa, perde palla e scivola Paiva, Braganza, e quindi una potenziale ripartenza. Mattia Ghirardello a blocco fischiato dalla Valle. Blocco fischiato dalla Valle. Allora siamo già a 5 falli di squadra commessi dalla formazione di casa contro gli 8 commessi dal Montebello. Inflessibili gli arbitri, fischiano tutti i blocchi. Qualunque tocco a termini di regolamento si può fare il blocco, ma non si può toccare l'avversario. Attenzione qui, recupera una buona palla per i suoi, Mattia Ghirardello. Poi Gallifa dalla Valle. Il tentativo di tunnel ai danni di Farizza. Si chiudono le maglie della difesa ospite, ma Braganza alza il pressing con il suo numero 73. Ma siamo dall'altra parte con Farizza che va all'indietro da Paiva. Paiva, attenzione in area, Tataranni. La conclusione della parata di Marco Zanfi, sicuramente insidiosa. La conclusione di Massimo Tataranni. Paiva, Montebello pericoloso, è in controllo del match, è avanti 1-0 la formazione ospite. Attenzione con Gallifa, incitato dal suo allenatore a cercare di recupero rapido della sfera per proporre un'azione offensiva. La conclusione di Nicoletti, la parata di Marco Zanfi. Ancora Paiva, va a sfidare. Attenzione, qui ancora la palla che danza pericolosamente davanti a Zanfi, che ci pare aver sventato la minaccia. Montebello in pressione, la conclusione di Farizza imprecisa, la palla vagante, ci stava arrivando Massimo Tataranni, invece ci va Stefano Dal Santo che ripropone un'azione offensiva per i suoi. Se ne sono quasi andati i primi 5 minuti del secondo tempo. Mattia Ghirardello, il tentativo di servizio per Andrea Dalla Valle, che va a commettere fallo perché si va nella lunetta riservata al portiere. Allora possesso per Montebello con Massimo Tataranni. Juan Farizza per tentativo di servire sul primo palo Massimo Tataranni. Attenzione qui, ottima l'iniziativa di Montebello. Dal Santo sul secondo palo, sventa la minaccia, riparte Braganze. Dalla Valle il controllo quando la pista ormai è già finita. Peccato, era una buona ripartenza questa. Attenzione. Farizza, Tataranni. Sono ritornati a protezione della propria porta i giocatori di Enrico Gonzo e quindi hanno sventato la possibile ripartenza di Montebello, che qui sta rallentando un attimo il ritmo, alla ricerca di nuove soluzioni. Eccola qui la conclusione di Massimo Tataranni in situazione di 1 contro 1 con Marco Zanfi che ha fatto per l'ennesima volta buona guardia. Attenzione qui, Mattia Ghirardello cercava l'inserimento di Dalla Valle o Gallifa, impreciso, non ci hanno creduto i compagni. Era una buona iniziativa questa del numero 6 locale. Gallifa, palla per Ghirardello, il blocco su Nicoletti. Dal Santo, capitano Dal Santo, difende bene Montebello. E allora Braganza non trova spazi, ci prova adesso e c'è la doppia parata di Nicoletti sulle conclusioni di Mattia Ghirardello e Stefano Dal Santo. Peccato, Braganza è vicino a pungere pericolosamente, ma ha detto di no l'esperto Edi Nicoletti, un giocatore sicuramente che ha scritto pagine importanti nella storia di questa disciplina, vincendo per esempio la Coppa CERS in finale con Valdagno, ci sembra nel 2008 o nel 2006 addirittura, no 2008. La conclusione da lontano di Gallifa, da parata di Edi Nicoletti. Riparte Montebello con Paiva. Diego Nicoletti. Farizza. Paiva.
La conclusione di Paiva imprecisa e arriva per primo però Massimo Tataranni. La conclusione di prima intenzione di Paiva che è imprecisa. Breganze non deve distrarsi, sulle palline vaganti arriva sempre Massimo Tataranni ed è pericolosissimo. È un giocatore esperto e capace, dotato di una tecnica sicuramente invidiabile e in più è mancino, il che lo rende ancora più imprevedibile per i portieri. A proposito di mancini, ecco Stefano Dal Santo. Si sta avventando sulla sfera Paiva, attenzione la palla vagante, Filippo Compagno. Peccato, una buona opportunità per Breganze, ma siamo dall'altra parte con Massimo Tataranni a fare duello con Stefano Dal Santo che lo contiene. Ancora il tentativo di alza e schiaccia del numero 8 ospite, originario di Matera, Massimo Tataranni, ma qui nel Vicentino ha giocato tanti anni e gioca ancora appunto alla veneranda all'età di 43 anni. Buon recupero di Mattia Ghirardello per i suoi intanto, ma Paiva lo va a pressare e allora Breganze non ha una buona possibilità di ripartire, deve scegliere la manovra ragionata. Mattia Ghirardello lo aiuta Filippo Compagno con un blocco, 16:36 intanto al termine del match. Breganze sotto nel punteggio per 1-0. Il tentativo di servire sul secondo palo, Pietro Bataglin, caparbile l'azione di Bataglin, ma commette una regolarità secondo il signor Ruggeri. Allora siamo con Diego Nicoletti dall'altra parte. Nicoletti, Paiva, lo fronteggia Stefano Dal Santo che recupera sfera per i suoi, non trova un pertugio per scagliare il suo proverbiale tiro. Da qui per esempio aveva sorpreso Català nel recente derby contro il Trissino. Attenzione, c'è il pareggio di Breganze, la conclusione da lontano di Mattia Ghirardello, la deviazione di Filippo Compagno. E allora quando mancano 16 minuti e 04 al termine del match, Breganze impata nel punteggio 1-1, quindi tutto da rifare per entrambe le formazioni. Al vantaggio quindi di Miguelez, che ora è entrato in pista, ha replicato. Breganze sull'asse Mattia Ghirardello, Filippo Compagno. È stato dato a Filippo Compagno il gol. Ma ci pare proprio che ci sia stata deviazione. Attenzione qui, la conclusione di Diego Nicoletti. Qui è colpito sul pattino Mattia Ghirardello che si accascia. Il signor Ruggeri ferma il gioco. Ha preso palla sul pattino. E allora Enrico Gonzo dice a Silvio Costenaro, numero 29, di prepararsi. Una palla sicuramente pesante, quella scagliata sul piede di Mattia Ghirardello, che tra l'altro qualche anno fa ha registrato proprio una microfrattura per una pallinata sul piede. Speriamo non sia allo stesso punto. Peccato per Breganze, perché Mattia Ghirardello, vediamo che forse vuole proseguire, vuole provare a stringere i denti, infatti così è, e può farlo perché non è entrato in pista il soccorso. Silvio Costenaro per prudenza si sta scaldando. Siamo pronti a riprendere, vediamo, sarà possesso per Breganze. Dal Santo, Ghirardello, sì, ci pare in grado di proseguire, anche se sicuramente si lamenta, la botta è stata pesante. E c'è un'opportunità per Montebello, Breganze non deve, e infatti viene subito punita la formazione di casa. 15:25, doppietta di Miguelez, c'è stata un'incomprensione. Breganze ha concesso una ripartenza e una giocata a Montebello che è stato implacabile con il suo numero 7. E quindi Breganze ha assaporato per nemmeno un minuto la gioia del pareggio. 15:25, Miguelez, doppietta per lui. 2-1 Montebello. Recupera sfera Mattia Ghirardello. Dal Santo, Ghirardello, Bataglin, Dal Santo, Ghirardello, Filippo Compagno, l'autore del momentaneo pareggio di Breganze, tenta l'alza e schiaccia. Un'iniziativa interessante, quella del numero 17 rossonero, questa sarà in maglia bianca. Bataglin,
Ancora Battaglin, all'indietro per Mattia Ghirardello, il blocco di Battaglin, la conclusione di Ghirardello rimpallata dal pattino dell'autore del gol e della doppietta, che sin qui sta decidendo il match per i suoi, vale a dire Miguelez. Ancora Montebello in possesso con Farizza. Farizza dietro porta. Tataranni. Peccato per Braganza, aveva appena raggiunto il pareggio. E qui c'è Massimo Tataranni che si esibisce in un suo numero con tanto di alza e schiaccia a 1 metro dalla porta di Marco Zanfi. Imprecisa la conclusione. Stefano Dal Santo, iniziativa importante ma perde sfera, la recupera per i suoi Filippo Compagno. Braganza se non altro caparbiamente a cercare di replicare, fasi un po' confuse del match a dire la verità. Mattia Ghirardello ha subito un colpo al pattino, una palla sul pattino che gli ha fatto un male fortissimo. E lì Braganza poi ha gestito male il possesso. È entrato intanto Silvio Costenaro, gli ha dato il cambio Stefano Dal Santo, quindi Braganza con tutti i suoi effettivi. Pietro Battaglin, la conclusione di Silvio Costenaro, caparbia l'azione di Costenaro che va a cercare di recuperare palla. Ancora in pressione il numero 29 di casa. Possesso per Braganza, sono scaduti i 10 secondi. Gallifa che rientra, esce Filippo Compagno. Braganza quindi con Costenaro, Ghirardello, Battaglin, Gallifa, Montebello con Miguelez, l'autore della doppietta che sta decidendo il match. Tataranni, Nicoletti e Farizza. 2-1 Montebello, 13-10 al termine. Il match quindi è assolutamente equilibrato. Lo decide sin qui la doppietta del numero 7 ospite. Braganza aveva impattato ma per un solo minuto. Tutto da rifare quindi per la formazione di casa. Sotto 2-1 a 13 minuti e 10 al termine. Ovviamente uno sport come l'hockey pista consente ben altri recuperi, tuttavia Montebello ha sin qui probabilmente legittimato il vantaggio. Comunque si riparte con Ghirardello, Costenaro, Battaglin, l'accelerazione di Battaglin, il taglio di Mattia Ghirardello, la conclusione di Battaglin, la parata di Nicoletti, riparte Montebello, Farizza, il tentativo di assist per Tataranni, è stato molto attento e vigile nella circostanza Mattia Ghirardello. E allora siamo con Poi Gallifa, dietro la porta il numero 7 di casa, si rifugia all'indietro dal numero 6 Mattia Ghirardello. Da un suo tiro è arrivato il pareggio con la deviazione di Filippo Compagno. La conclusione qui di Mattia Ghirardello, la parata con la visiera, cioè col casco, di Edi Nicoletti. Possesso per Braganza, 45 secondi per andare al tiro, quindi c'è tutto il tempo di organizzare una manovra offensiva. Battaglin a sfidare Farizza, caparbia l'azione del numero 2 di casa, difesa a palla, bravo a uscire dal raddoppio ospite Mattia Ghirardello, e una buona combinazione ma viene fischiato fallo di squadra, è il sesto e c'è il warning per Paul Gallifa. I signori arbitri non tollerano proteste di nessuna sorta, viene sventolato il warning anche alla panchina breganzese. Le proteste della panchina, inflessibile il signor Ruggeri, che si riparte. È bene non eccedere in nervosismo.
Si riparte. Farizza. Ancora Farizza in azione insistita, la conclusione di Nicoletti, la parata di Marco Zanfi, recupera palla per i suoi, il numero 7, bella l'iniziativa di Poi Galiffa, il tentativo di assist per Pietro Battaglin, nulla da fare, era una buona iniziativa questa, la parata di Nicoletti, Tatarani per i suoi, intanto dall'altra parte Farizza, peccato, una buona ripartenza di Breganze. Miguelez, l'autore del secondo gol, fallo di pattino fischiato, anzi no, fallo di squadra, commesso probabilmente da Nicoletti secondo il signor Uggeri, è il nono fallo commesso da Montebello, quindi è un passo dall'esaurire il bonus. Braganza quindi in teoria avrebbe la possibilità del tiro diretto qualora venisse commesso il 10° fallo di squadra dagli ospiti. Il blocco di Costenaro per Battaglin, la palla recuperata per i suoi da Nicoletti, allora un'altra iniziativa degli ospiti. Miguelez, Nicoletti, Farizza, il contrasto tra Nicoletti e Galliffa, Tatarani all'indietro, Farizza, lo scarico all'indietro per Nicoletti, Miguelez, si trova una memoria ai giocatori di Luca Chiarello, ma anche ai giocatori di Enrico Gonzo, per la verità. Hanno dimostrato una buona intesa in questo secondo tempo. Attenzione qui, fallo di squadra fischiato a Silvio Costenaro, è il 7° per Breganze. Si stava involando pericolosamente Farizza, ha speso un fallo, quindi il 29 locale. Silvio Costenaro, punizione a 2. 7 secondi per andare al tiro per Montebello, l'ho appena detto Diego Nicoletti, ovviamente giocando a porte chiuse si sente tutto quello che dicono i giocatori. Abbiamo quindi udito distintamente il numero 2 ospite richiamare l'attenzione del compagno sullo scadere del tempo per andare al tiro. Farizza intanto, ancora Nicoletti perché c'è stata la parata di Marco Zanfi, quindi altro possesso per Montebello, l'accelerazione pericolosa, Farizza a colpo sicuro, il recupero di Pietro Battaglin, Galiffa, la conclusione di Galiffa, rimpallata, era vicino alla sfera Pietro Battaglin, non ce l'ha fatta. Intanto il cambio che Ghirardello va a dare a Capitan Dal Santo, 9:42, Costenaro, Galliffa, Breganze che cerca di accelerare, sta sicuramente lottando la formazione di casa, cospetto di una formazione sicuramente esperta che è in vantaggio però solo di un gol e quindi Breganze legittimamente può coltivare la propria ambizione di provare a ritornare nel match. Qui c'è un cattivo controllo in un primo momento di Miguelez, e qui c'è un cattivo passaggio di Nicoletti, qualche errore di troppo per la formazione ospiti. Intanto Breganze avrà un possesso, c'è un time out, entra Paiva dal cambio a Massimo Tatarani, 9:08 al termine. Enrico Gonzo che vuole parlarci su. Vediamo il quintetto ospite. Lamentano la scivolosità della pista i giocatori di Luca Chiarello. 9:08 dicevamo. Breganze con Costenaro, Dal Santo, Battaglin e Galliffa, quindi Enrico Gonzo ha ruotato tutti i suoi giocatori di movimento. 5 invece i giocatori sin qui impiegati da Luca Chiarello. Breganze che sta dimostrando sicuramente caparbietà e carattere, la volontà di rimanere nel match, assolutamente, di provare a riprendere un'altra volta Montebello. C'era riuscita la formazione di Enrico Gonzo in virtù del pareggio messo a segno da Filippo Compagno, che aveva deviato un tiro dalla distanza di Mattia Ghirardello, ma circa un minuto dopo ribaltamento di fronte. E qui c'è una buona iniziativa di Silvio Costenaro che colpisce un palo esterno
Bravo il numero 29 a prodursi un'accelerazione interessante. Un gioco a due pregevole questo. Ma siamo dall'altra parte con Michelez, Paiva, Diego Nicoletti, Farizza, l'accelerazione di Farizza, si rifugia all'indietro da Paiva. Montebello, lo ricordiamo, è a 9 falli di squadra. Farizza, Nicoletti lo contrasta, attenzione la palla vagante, per un non nulla, non se ne avvedeva l'attaccante ospite Farizza. Intanto Breganzi ha commesso 8 falli, quindi siamo veramente in parità anche lì. In vantaggio, si fa per dire, Montebello anche alla voce falli di squadra di un'unità, 9-8, 2-1 però quello che è più importante nel punteggio. C'è qualche protesta della panchina di Enrico Gonzo per la precisione. Secondo gli arbitri non c'è nessuna irregolarità nel conteggio del tempo per andare al tiro, 39 secondi avrà Montebello quando si riprenderà a giocare, cosa che avviene in questo istante. Si libera bene Michelez, la difesa di Breganze fa buona guardia, attenzione qui, Silvio Costenaro e Pietro Battaglin recuperano sfera i giocatori di Enrico Gonzo, l'accelerazione di Silvio Costenaro, Dal Santo, Battaglin, fallo di squadra commesso ai danni di Silvio Costenaro e allora siamo al 10° fallo commesso da Montebello, che ha esaurito così il bonus. 10° fallo di squadra commesso dalla formazione ospite Breganze, quindi, che manda il suo numero 7 Poi Gallifa, che si incaricherà di tentare la trasformazione di questo tiro libero diretto. Dovrà sfidare un portiere sicuramente esperto e capace come Edi Nicoletti. Vediamo l'esito di questo tentativo di trasformazione. Momento sicuramente delicato del match per Breganze. 7,44. Poi Gallifa ne ha segnati peraltro tiri diretti in stagione. Vediamo, è partito. Nulla da fare. Edi Nicoletti gli ha chiuso tutti i varchi. Niente da fare, Breganze quindi non ha saputo capitalizzare questa occasione. E allora Montebello a riprendere la gestione del possesso palla. Un'ottima iniziativa di Farizza, la parata di Zanfi. Breganze adesso che è in possesso con il suo capitano Stefano Dal Santo, contrastato da Michelez, dal Costenaro. Gallifa ha fallito l'opportunità del 2-2 Breganze. Peccato. La conclusione imprecisa di Stefano Dal Santo. Caparbia l'azione di Silvio Costenaro, che va a contrastare ancora Paiva, che rinviene peraltro e mantiene il possesso per i suoi. E allora siamo con Farizza, Michelez, Nicoletti, Paiva. Montebello sceglie il possesso, ne ha ben donde, è avanti nel punteggio a 6 minuti circa dal termine. Breganze deve cercare di accelerare sicuramente, perché più tempo passa e più Montebello diventa padrone del match. Qui è scivolato, attenzione, qui c'è un aggancio visto dal signor Ruggeri. Il signor Rago gli dice di no, dice che Costenaro è caduto da solo. Annullata quindi l'opportunità. Il signor Ruggeri aveva visto un aggancio, così non è stato secondo il signor Rago, e allora possesso per Montebello, 6:10 al termine. Battaglin che va a sfidare Farizza. Paiva per gli ospiti,
Paiva all'indietro per Farizza. Diego Nicoletti. Attenzione, Montebello si libera bene, sfrutta i blocchi e libera un uomo davanti a Zanfi pericolosamente, ma sceglie di congelare il possesso per il momento la formazione ospite. Galiffa, nono fallo di squadra commesso da Breganze, nella fattispecie è stato Galiffa ad atterrare Farizza. Possesso per Montebello, 9 falli di squadra per Breganze. Al 10° sarà Montebello a tentare di trasformare il tiro diretto che vediamo. No, c'è un richiamo del signor Rago che rettifica la posizione di battuta. Paiva che controlla, la conclusione di Paiva sulla sirena, sul fischio del tempo per andare al tiro aveva trafitto Marco Zanfi. Buon per Breganze. 5:18 al termine. 2-1 il punteggio per la formazione ospite. Doppietta del suo numero 7 Antonio Melendrez Miguelez. La conclusione di Stefano Dal Santo, la parata di Edi Nicoletti. Breganze che è condizionato sicuramente dal non poter spendere faglie di squadra, perché sarebbe il 10° e Montebello avrebbe quindi l'occasione di andare sul 3-1 e a 4 minuti e 30 dal termine non sarebbe una buona cosa. Ancora Miguelez, la parata di Zanfi, Breganze che può ripartire in 3 contro 2. Qui è caduto Stefano Dal Santo, qui c'è stato un contrasto per la verità, non hanno ravvisato irregolarità i direttori di gara. E allora siamo dall'altra parte, conquista una buona palla per i suoi. Andrea Dalla Valle, cade Nicoletti, fasi convulse e anche nervose del match. Mattia Ghirardelli in azione insistita, guadagna un fallo per i suoi. 4:10 al termine, time out, l'ha chiamato Luca Chiarello per la formazione ospite. 4:10. Montebello avanti per 2-1. Breganze che ha commesso 9 falli di squadra, 11 li ha commessi Montebello, il 10° fallo non ha portato reti, quello commesso da Montebello si diceva, in quanto Edi Nicoletti ha sventato la minaccia portata dal numero 7 di casa, Paul Galiffa. E allora quando si ripartirà a 4:10 dal termine sarà 2-1 per Montebello. Breganze con Andrea Dalla Valle, Paul Galiffa, Mattia Ghirardello e Stefano Dal Santo. Montebello con Paiva, Miguelez, Farizza e Nicoletti, Edi Nicoletti a difendere la gabbia della formazione ospite, Marco Zanfi a difendere la porta rossonera. Breganze questa sera in tenuta bianca. Dal Santo, Mattia Ghirardello, Galiffa, Ghirardello, accelerazione di Ghirardello, il tentativo di servire poi Galiffa, era una buona iniziativa questa del numero 6 di casa, peccato. Enrico Gonzo chiama Filippo Compagno, lo catechizza e lo inviterà sicuramente a cercare qualche conclusione da lontano. Attenzione Diego Nicoletti dietro la porta, recupera sfera per i suoi Mattia Ghirardello, ma rinviene su di lui Paiva e allora c'è un'altra opportunità per Diego Nicoletti, un mezzo miracolo di Marco Zanfi a tenere in vita i suoi. Poi Galiffa che dà il cambio, entra Filippo Compagno, vediamo se riuscirà magari ad esibirsi un suo proverbiale tiro da lontano. Dalla Valle a cercare di contendere il possesso della palla a Paiva.
Stefano Dal Santo, scivola Dal Santo, la finta di tiro Dal Santo, Mattia Ghirardello, l'accompagnata di... attenzione, fallo di squadra fischiato dalla Valle, il 10° fallo. E il 10° fallo. Fallo di squadra fischiato ad Andrea Dalla Valle. E allora, un cliente sicuramente scomodo per Marco Zanfi a 2,51 dal termine, vale a dire l'autore, colui che sta decidendo questo match, Antonio Melendez Miguelez, soprannominato Cino, come si può leggere agevolmente nella maglia, nel retro della maglia. Va a sfidare Marco Zanfi per cercare di arrotondare nel punteggio. Tutto pronto. Parte Miguelez e realizza veramente con un ottimo gancio e controgancio. Palla sul 7, nulla da fare per Marco Zanfi a 2,50 dal termine. Montebello vicino quindi alla conquista dei 3 punti, tripletta per il suo numero 7. 3-1. Dal Santo, la conclusione di Dal Santo, la parata di Diego Nicoletti che si arrabbia con i suoi, ma purtroppo questo 10° fallo è stato fatale per la formazione di casa. Montebello in possesso con Farizza, Dalla Valle a recuperare. Ghirardello in area, il fallo commesso da Edi Nicoletti. Dalla Valle sulla sfera, punizione all'angolo basso. 2 minuti e 17 al termine, Montebello vicino alla conquista dei 3 punti, ma Braganza che non vuole demordere fino alla fine, giustamente. La conclusione di Mattia Ghirardello controllata da Edi Nicoletti. Dalla Valle all'indietro per Mattia Ghirardello. La conclusione di Mattia Ghirardello, la palla vagante, peccato, la conclusione tentata da Andrea Dalla Valle a un passo dalla porta, cade Farizza, subito fallo, l'11° commesso da Braganze. Il signor Rago dice che si riprenderà quando fischierà lui. Nicoletti sulla sfera, dietro di lui Farizza, viene servito in questo istante. Ancora Farizza, Dalla Valle, recupera sfera Filippo Compagno per i suoi. La conclusione di Compagno, la parata di Edi Nicoletti, ancora Compagno dietro la porta. Si rifugia all'indietro da Stefano Dal Santo, ma devono ripartire i giocatori di Enrico Gonzo. La conclusione di Mattia Ghirardello è imprecisa e ancora un recupero però di Filippo Compagno. Stefano Dal Santo, Filippo Compagno poi ha cercato di servire Dalla Valle, siamo dall'altra parte. Paiva, e adesso probabilmente la formazione ospite opterà per il possesso, ma recupera per i suoi Filippo Compagno. Allora Mattia Ghirardello, capabile azione del numero 6 di casa, l'autore della tripletta che ha deciso sin qui il match all'ultimo giro di lancette, cioè Miguelez, migliore in pista sicuramente. Fu veramente un funambolo. Il numero 7 della formazione di Luca Chiarello ha deciso il match sin qui a 50 secondi dalla fine. Galiffa riconquista palla Braganze, Galiffa ancora agganciato, vediamo qui, ci sembra che il signor Rago voglia punire l'autore della tripletta che ha sin qui deciso il match, cioè Miguelez con il cartellino blu. Braganze quindi avrà un'opportunità. Punizione
tiro libero diretto, ci va ancora Paul Gallifa. Nel precedente tentativo, il 10° fallo, Eddie Nicoletti gli ha chiuso i varchi. Vediamo qui, dovesse segnare almeno 40 secondi sicuramente di passione per Braganza. Non dovesse segnare, Montebello si avvicinerebbe di gran lunga alla conquista di 3 punti, anche se sarebbe power play. Vediamo. 41:10 al termine, secondi. Vediamo se sarà finale thrilling. Finta di tiro di Gallifa. Nicoletti, bravissimo Nicoletti, peccato. L'aveva tirata bene Gallifa, ma Nicoletti è stato ancora più bravo, e allora ormai siamo quasi ai titoli di coda, anche perché Farizza è veramente bravo nel possesso. 24 secondi al termine. Diego Nicoletti stava andando in porta e gli arbitri hanno interrotto, hanno assegnato il possesso alla formazione ospite. Braganza è in power play, ma mancano 24 secondi. Entra in pista il Corrado Fantin, dirigente della formazione di casa, ad asciugare la pista su richiesta del direttore di gara Enrico Uggeri, che ha diretto questo match assieme al collega Afonso Rago. Match che vede Montebello avanti a 24 secondi dal termine, quindi vicino alla conquista dei 3 punti la formazione ospite. Braganza, se non altro, conquista ancora sfera. Filippo Compagno si vede respingere il tiro da Eddie Nicoletti, riconquista caparbiamente sfera. Il servizio per Stefano Del Santo, conclusione imprecisa, fase confusa del match. 11 secondi. Paiva per i suoi, 10 secondi. Verosimilmente terrà sfera fino al termine la formazione ospite. Ormai il match sta finendo, finisce in questo istante con la vittoria della TR Chimica Montebello, che si impone in trasferta in quelli di Braganza per 3-1. Tripletta del numero 7, sicuramente migliore in campo Miguelez, Antonio Miguelez Melendrez. Per Braganza è la rete di Filippo Compagno, quindi si chiude questa 20ª giornata per l'Hockey Llanaro Braganza con una sconfitta, purtroppo. Il prossimo turno sarà il 6 di marzo, perché il prossimo fine settimana ci saranno i quarti di finale eliminazione diretta di Coppa Italia. A risentirci quindi per le prossime occasioni. Braganza il 6 marzo sarà in trasferta in quelli di Follonica. A presto e grazie per l'ascolto da Fausto Pozzan e dalle telecamere di Studio 7 HD. Buona serata, grazie a tutti.